Sant'Upredu per questa prima proposta, e adesso continuando sempre su questo solco di cui abbiamo parlato, insomma, di riproposizione del ballo di piazza, che ci riporta un po' anche a tutte le come dire, fonti ottocentesche, basti pensare insomma il racconto del ballo popolare di Alberto della Marmora nel 1826 in Voyage in Sardegna, ma anche tutte quelle iconografie da Marghinotti a Simone Manca di Mores, che ci riportano proprio questa tipologia insomma di approccio della comunità al ballo. E adesso noi vedremo un ballo che chiamiamo semplicemente nugoresu, cioè nel senso che è il ballo di appartenenza, il ballo di piazza, e anche qui non vedrete figure troppo ordinate, ma volutamente, perché il ballo in piazza c'erano quelle regole non scritte che erano soprattutto della partecipazione, ma non delle linee verticali o altre figure che dovevano essere perfette sotto il profilo geometrico. Interessante invece l'aspetto musicale, perché è un ballo bistrutturato, quindi proprio una doppio registro sonoro che mette in evidenza anche l'incedere, il passo, il movimento, il micropasso, i tremoli ritmici, tutto quello che è racchiuso all'interno del ballo stesso. E lo vediamo con su ballo nugoresu, è sempre Pasquale Murgia ad accompagnare all'organetto.